Siamo alla CGIL di Agrigento per parlare di una vertenza che riguarda il bonus docenti e in particolare per i docenti precari. Fino ad oggi il Ministero ha riconosciuto questi 500 euro annuali solamente ai docenti di ruolo. Adesso avete presentato ricorso e 7 persone lo hanno vinto. Sì, è stato un grande traguardo per l'FLC di Agrigento, soltanto in 7 per ora hanno partecipato a questo ricorso, ma rappresenta insomma un buon punto di partenza per tutti i docenti precari per poterne fare di nuovi. Abbiamo ritenuto ingiusto come FLC di Agrigento e come FLC tutta in realtà, quindi come comparto scuola, questa disparità tra il docente di ruolo e il docente precario, seppur poi assolvano a ruoli che siano praticamente identici. E quindi per noi è stata una grande conquista, una grande soddisfazione vincere questo ricorso. Chi può fare ricorso? Possono fare ricorso tutti i docenti precari che abbiano almeno un'annualità, un incarico annuale, quindi un anno intero, anche se ci sono stati dei giudici di Agrigento che hanno dato buone speranze anche per tutte quelle persone che hanno in realtà un contratto da supplenza breve, quindi da incarico di istituto. Non soltanto per l'anno in corso, ma anche per gli anni precedenti. Esattamente, vale anche per gli anni precedenti. Queste 7 persone che hanno partecipato e vinto il ricorso sono state risarcite non solo per l'anno corrente, ma anche per tutti gli anni regressi. Cosa possono fare i docenti precari che vogliono partecipare? Devono semplicemente tesserarsi alla CGIL e qui all'FLC avranno tutte le informazioni e gratuitamente potranno partecipare al ricorso, quindi basta soltanto essere iscritti e poi se si supera una soglia di reddito oltre i 38.000 euro pagare un piccolo versamento di soli 50 euro. Gli orari in cui ricevete? Noi siamo aperti tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 fino alle 20.